tornata a Tarvisio delle gare di Coppa del Mondo di sci paralimpico ed è già arrivato il bronzo italiano nella prova di slalom speciale. Andrea Rinaldi. Sport e disabilità, matrimonio possibile. Lo dicono i 100 atleti che sono scesi lungo la pista B di Tarvisio per la 2 giorni di gare di Coppa del Mondo di sci paralimpico. Si è cominciato con lo slalom speciale, 44 le porte da affrontare su neve dura e compatta e l'entusiasmo non è certo mancato. Il tracciato è uguale per tutti, ma gli atleti sono divisi in categorie. Il punteggio viene dato da un complesso computo tra la classe di disabilità e il tempo realizzato. E per la nazionale italiana è arrivata una medaglia di bronzo tra i non vedenti, che nello scendere lungo la pista si avvalgono dell'aiuto di un istruttore. È lui che mi guida in ogni gara, ogni errore che fa lui poi viene ripercosso su di me, quindi lui deve essere molto bravo, soprattutto nello slalom come oggi, proprio perché deve schivare i pali e comunque mantenere la velocità. Dominio tedesco e giapponese tra gli atleti in carrozzina, ennesima affermazione della francese Marie Bochet nella classe in piedi. Alto il livello tecnico della manifestazione, che fa da test in vista dei prossimi campionati mondiali paralimpici che si terranno a Tarvisio nel gennaio del 2017. Abbiamo iniziato molti anni fa a portare nella nostra regione dei grandi eventi. Alla fine abbiamo uno staff molto importante, uno staff di persone, volontari, ma anche dei professionisti di primo livello che ci consentono appunto di riuscire ad organizzare questo evento. Prossimo TG a 00:10, grazie per averci seguito, buona serata a tutti.